Buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buongiorno, buon mercoledì 27 di maggio. Oggi la giornata è veramente speciale perché sarà una giornata dal taglio internazionale. Lo abbiamo anticipato attraverso i nostri post rispetto agli ospiti di quest'oggi e devo dire che inizieremo veramente con un grandissimo ospite che è uno chef stellato conosciuto in tutto il mondo, ma permettetemi però, prima di chiamarlo con noi in trasmissione, volevo parteciparvi a una notizia proprio di questa mattina. Questa mattina, leggendo su Repubblica, attenzione, attenzione, c'era un'intervista fatta ad Alviero Martini. In questa intervista si legge che Alviero Martini sarebbe felice assolutamente di tornare in Sicilia. La Sicilia è una terra che ama e soprattutto cerca di dare anche consigli rispetto a quello che riguarda il turismo, la nuova accoglienza, la qualità dell'accoglienza che deve essere un'accoglienza fatta con grande onestà, quindi attenzionando i prezzi, stando attento a tutto quello che faremo in questo nuovo abbraccio verso il turismo non solo nostro, ma anche il turismo internazionale. E poi, attenzione, da Milano, Alviero Martini rilascia in questa intervista su Repubblica: sono veramente felice perché ho appreso che un gruppo in periodo di lockdown, in un periodo appunto di fermo assoluto, è riuscito a mettere in comunicazione aziende con consumatori per dare forza e aiuto alle nostre imprese. Pensate, leggere chiaramente un articolo così importante e anche renderci conto che a Milano stanno attenzionando quello che ormai è la grande realtà, questo lifestyle, questo stile di vita di Io Compro Siciliano, è veramente grande soddisfazione. Quindi grazie. E a proposito di grazie, permettetemi di iniziare in consueto modo. Grazie 227.982 volte. Grazie, grazie per essere sempre con noi e soprattutto seguire con grande entusiasmo quello che è la meravigliosa realtà di Io Compro Siciliano. Bene, siamo pronti, noi inizieremo a viaggiare, siamo pronti a viaggiare. Oggi vi porto in questa prima parte della trasmissione a Bagheria, siamo a 8 chilometri da Palermo. Bagheria è una città meravigliosa, è la città delle ville, è la città il cui toponimo è di origine punica e significa città che si sporge verso il mare. Ancora Baria in siciliano, e sapete Baria tra l'altro essere un film meraviglioso del grande regista premio Oscar Giuseppe Tornatore, che ha realizzato questo film dedicandolo proprio alla straordinaria città d'origine, perché Bagheria ha dato i natali non solo al grande Giuseppe Tornatore, ma se volessimo citare ad esempio Ignazio Buttitta, Renato Guttuso, Ferdinando Scianna, insomma veramente ha grandi nomi della storia, sia a livello culturale che a livello umano. E poi permettetemi di parlare di quelli che sono i monumenti. Partiamo da quella che è la villa Butera, la villa Branciforti, per passare poi a Villa Valguarnere e arrivare a Villa Palagonia. La villa costruita nel 1715 dal principe Gravina di Palagonia e nel 1787 proprio citato nel famoso viaggio in Italia di Johann Wolfgang von Goethe. Anche qui Goethe scrive magie legate a quelle che sono proprio la meravigliosa vita dei mostri di Bagheria. Noi siamo pronti, io chiamo con me il mitico Francesco Caravello. Francesco Caravello adesso entra in diretta. Buongiorno, Ma buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti gli amici di Io Compro Siciliano che ci seguono, buongiorno Katiuska, buongiorno a tutti gli appassionati di eccellenze siciliane. Intanto grazie per ogni volta che sono ospitata mi emoziono, perché naturalmente il tuo programma è di livello altissimo, quindi ormai è diventato incredibile quasi, mi emoziona sul serio. No, ma io
oggi Io faccio i complimenti a te, Ciccio, perché invece con il tuo aperitivo social, ma soprattutto devo dire che quando io sento Francesco Caravello, la prima cosa che penso è questa Sicilia delle meraviglie. Guarda, questa cosa, questo nome mi colpisce davvero quando io parlo di Francesco Caravello, perché io so che dico Francesco, Sicilia delle meraviglie, chissà cosa scopriamo oggi. Quindi per me già il fatto di leggere il tuo nome è grande emozione, quindi bravo tu e soprattutto Francesco, bravo tu, bravo Davide Morici, bravo Giuseppe Giorgiani, perché siete i tre ideatori di Io Compro Siciliano. Assolutamente sì, abbiamo creato questa piattaforma appunto per raccontare la Sicilia, la sicilianità, le eccellenze siciliane. Però questa cosa non la facciamo solo noi. Tra l'altro a noi piace raccontare questi personaggi che da tanti anni fanno questa cosa di raccontare la Sicilia al mondo, non solo di raccontare la Sicilia al mondo di com'è quello che sappiamo fare e come lo facciamo, ma prendere il mondo e portarlo in Sicilia. Oggi abbiamo uno di questi personaggi, un'eccellenza tutta siciliana, siciliana al 100%, che ha fatto questo e lo fa da anni e lo continua a fare con tutta la passione del mondo. È uno fra gli chef più appassionati e soprattutto fra gli chef più importanti di Sicilia. Possiamo già dire il nome, lo possiamo già dire? Posso? Assolutamente, io ho dato a te l'onore di introdurre questo grande ospite. Questa cosa è la doppia emozione di oggi, non solo essere al tuo programma, ma anche avere la possibilità di parlare con lui, che è un grande, un grandissimo, è Tony Lococo, signori, ce l'abbiamo qua, Tony Lococo ospite da noi, onore assoluto per questa eccellenza. Ecco qua, ciao, ciao. Buongiorno chef, benvenuto e ben trovato. Grazie per la grande presentazione, insomma io mi sono lusingato, faccio i complimenti a Katiuscia per la buona presentazione, insomma la conoscenza delle ville, un po' dei personaggi storici di Bagheria, insomma, e poi grazie per questa presentazione, ma io mi reputo sempre un cuoco, uno che sta in cucina e che comunque magari a volte qualcuno si accorge che ci siamo, e quindi insomma però non faccio niente di straordinario tranne che fare il mio lavoro con passione e con amore, insomma questo è quello che faccio da tantissimi anni, insomma, e continueremo a farlo, insomma. Chef, oggi dimmi. Chef, allora io prima poi di dare saluto la parola a tutti, scusate, io scusami Katiuscia se ti interrompo, sì, saluto a tutti, io non sono abituato insomma a fare programmi televisivi, saluto a tutti insomma chi ci sta ascoltando, insomma io adesso poco fa ero in cucina staccato per adesso poi rientrare, quindi un po' saluto tutti e quindi vi auguro un buon proseguimento di trasmissione. Grazie chef, innanzitutto grazie per aver accettato, noi siamo veramente onorati, e poi do subito la parola a Francesco perché mi piace che sia proprio Francesco Caravello a poter gestire questa intervista. Chef, sicuramente devo dire una cosa che colpisce della sua persona è questa grande semplicità, che è quella che conquista tutti gli avventori del suo meraviglioso locale che è il Pupi, dove lei riesce a fare creature uniche portandole sulla tavola degli ospiti che arrivano al suo locale. Io adesso darò subito la parola a Francesco. Mi piace anche sottolineare quanto sia bello parlare con persone che hanno portato nel mondo, e lei chef, lei appunto come diceva Francesco è un chef stellato, ha portato veramente la sua grande esperienza e poi è noto in ogni parte del cosmo, e soprattutto questo suo modo così naturale di affrontare con passione il suo lavoro. Do subito la parola a Francesco. Ci tengo a dire una cosa importantissima, perché chef stellati ce ne sono parecchi, ma chef stellati appassionati del proprio territorio non ce ne sono tantissimi. Chef stellati che del proprio territorio ne fanno il proprio credo ce n'è veramente pochissimissimi. Io ne conosco solamente due, uno è Pino Cuttaia e l'altro, che salutiamo, e l'altro è Tony Lococo. E Tony Lococo, con lui in particolar modo ho avuto la possibilità, da appassionato di cucina, perché io sono un appassionato di cucina, ho avuto la possibilità di partecipare a degli eventi, e a uno di questi in particolar modo, che praticamente mi è rimasto nel cuore e ha cambiato completamente la mia vita, perché lì ho capito cosa avrei dovuto fare nella mia vita, che è raccontare la Sicilia al mondo esattamente come fa lui. E
ti dico che a fine evento, stanchi tutti, stanchissimi, è uscita una frase importante da quell'uomo là, che ha detto: adesso abbiamo dimostrato cosa è in grado di fare la Sicilia. Era tardi, la notte, si erano stanchi tutti, ma dopo questa frase io avrei potuto ricominciare a lavorare la stessa giornata identica, l'avrei potuta fare con la stessa energia, perché quella frase è stata meravigliosa. Adesso diamo parola a lui. Io ti ringrazio, dico, ovviamente ti riferisci, adesso non mi ricordo quale Google Camp, ti ricordi? No, io adesso non mi ricordo, No, perché ne ho era fatti le diversi. soste di Ulisse, era le soste di Ulisse. Ah, quelle sono state di... Sì. Ok, con le soste di Ulisse, no. Ecco, dico, anche con le soste, quindi insomma Avevamo c'è anche Bottura, tanto... Heinz Beck, avevamo il meglio del meglio, eravate tutti là, non c'era niente di meno. Un appassionato di cucina che vuole mangiare da stellato quella sera praticamente ha fatto il giro del mondo in una serata. È stata una cosa eccezionale, io penso non ci siano eventi simili. Noi adesso stiamo ripristinando un attimino il collegamento, Francesco, con lo chef. Devo dire ci sono tanti appuntamenti importanti che poi tra l'altro adesso lo chef ci condividerà, perché lui poc'anzi per esempio anche il modo di portare l'esperienza proprio del giro che porta la Sicilia in ogni parte del mondo. E poi Francesco, tu prima dicevi è importante portare anche il mondo in Sicilia, e lo chef Tony Lococo lo ha fatto. Fa esattamente questo. Eccolo qua, lo rivedo in collegamento. Non sento più Francesco. Chef, ci sente? Io vi sento, mi sentite? Noi sentiamo piano. Perfetto. Però sentiamo. Dicevo, chef, non sentiamo più Francesco, quindi casomai ripristiniamo dalla regia il collegamento con Francesco. E invece, chef, mi sente? Riesce a sentirmi, chef? No, forse non mi sente nemmeno. Francesco, mi senti? Io sento Tony, io sento Katiuska, Tony sente me, ma Katiuska non sente noi. Fantastico. Ok, allora senti Francesco, fai la domanda. Ah, adesso vi sento. Vi sento, dai, abbiamo ripristinato. La domanda che voglio fare allo chef, che naturalmente lui ci può rispondere perché ha direttamente la risposta. Quanto è importante il marchio Made in Sicily, che a me piace più dire fatto in Sicilia, nel mondo? Quanto è sentito? Ma guarda, quanto è importante. Come dicevi tu, a volte di certe scelte se ne fa anche se ne fa credo di vita, ma nel senso che comunque per noi è stato dall'inizio un po' tutta la base della nostra cucina, della cucina dei pupi, della cucina fuori i pupi, degli eventi che abbiamo fatto. Abbiamo fatto eventi in tutto il mondo. Ne cito un paio abbiamo fatti in India, insomma, esattamente una a Udaipur, una a Delhi e l'altro a Bombay, e siamo partiti con 24 valigie di materia prima siciliana, dall'olio di oliva all'aglio, alle melenzane, ai pomodori, per andare a fare un evento di 1600 persone a Mumbai. Quindi diciamo che questo sa significare che uno crede su quello che sono proprio la propria terra, i propri prodotti, la propria cucina. Poi ovviamente le ricette, le interpretazioni, insomma, poi queste sono soggetti personali, però non puoi fare una parmigiana, non puoi fare le grandi ricette siciliane, le caponate, il canazzo stesso, se non c'hai la materia prima che è la tua materia prima. Ma a partire dall'olio di oliva, dall'aglio, dalla cipolla, che comunque se tu cambi cambi un po', sei dall'altra parte del mondo, ti accorgi che è totalmente diverso. A parte che alcune cose di colore d'oliva neanche lo conoscono, però di fatto dico, l'aglio ha un altro sapore, la cipolla ha un altro sapore, è tutto diverso. Quindi cos'è? E per me è la base quello che è la materia. Io comprare siciliano o comunque fare cucina siciliana non puoi farla se non hai la grande materia prima siciliana. E questo è l'aspetto numero uno, portare la Sicilia nel mondo. Ma l'aspetto numero due, che è quello che io reputo ancora più bello, portare il mondo in Sicilia.
gli eventi, i matrimoni internazionali che hai sviluppato qui, Ma, quello dove siamo stati insieme ad esempio al ma Bon Rock, guarda, quello è stato pazzesco. Quanto è bella questa cosa, quanto è meravigliosa, quanto è sentita da parte ma del guarda, pubblico. questo è. Ma questo, guarda, secondo me è un frutto di anni e anni di lavoro che tu fai, che ti fai conoscere, anche, guarda, a volte uscire, andare a fare delle serate fuori, quello in automatico è portare la Sicilia fuori per farla arrivare, cioè, ecco, perché spesso noi pensiamo di esportare, di fare il Made in Sicily, noi dobbiamo fare il Born in Sicily, noi dobbiamo fare conoscere la Sicilia per farli arrivare da noi. E Esatto. spesso noi chef, non dico solo io, ma un po' tutti, quando si fanno queste serate internazionali, vai a cucinare a Mosca, vai a cucinare alle Mauritius, vai a cucinare in India, un po' in tutte le parti del mondo, poi è tutta gente che ti ritrovi, che ti viene a trovare al tuo ristorante. Questo mi è successo un sacco di volte, quindi è importante uscire per poi, c'era una volta un libro di un cuoco, andata e ritorno, è molto importante quello di andare per poi fare ritornare la gente e ancora di più far riconoscere veramente non solo la bellezza del cibo, perché fondamentalmente, ma anche le bellezze della Sicilia, quelle che sono i monumenti, che sono il mare, che sono un po' anche la sicilianità nostra. Ecco, questo insomma è anche importante, perché tanto fa, io dico sempre ai ragazzi di Sala, dico, nel mio ristorante mia moglie è la direttrice, ma dico sempre ragazzi, il piatto io posso fare il 50%, l'altro 50% lo potete fare voi. Ecco, il turismo è la stessa cosa, cioè io posso dare una parte, ma la gente, la curiosità della gente fa l'altro 50%, perché belli i monumenti, bello il mare, bello tutto quello che vuoi. Poi se tu trovi della gente accogliente, penso che sia la cosa ancora più bella per Ma un infatti turista. quando Io, io dico a Francesco, Katiuska, sì, mi senti sì, sì, Katiuska, vedi, sì, sì, certo. quando ti dico che Tony Non lo Lococo sento più a rappresenta Francesco io la massima momentaneamente. espressione, è Allora, Francesco, lo chef non ti sente più in questo va bene. momento. E riferisci tu, Eh, quando io ti dico che rappresenta la massima espressione di Non io lo compro sento, io non siciliano, è continuo a questo. sì, sentirlo. allora sta dicendo Francesco Caravello, quando praticamente esprimere la massima espressione significa proprio quello che lei in questo momento ci stava dicendo, chef, cioè sicuramente la sintesi di tutto è l'esperienza è fondamentale, la qualità è un altro elemento fondamentale e poi per qualità si intende veramente anche qualità dell'accoglienza e quindi la conoscenza dà anche qualità d'accoglienza. Qualità d'accoglienza significa ricevere veramente bene, anche perché un buon viaggiatore, un buon cliente, un buon avventore sarà quello che ritornerà portando appunto ancora di più un apporto alle nostre aziende, alla nostra Sicilia, e quindi questo è veramente fare territorio. Francesco, io a questo punto volevo ringraziare te, ma volevo ringraziare lo chef Tony Lococo. Vorrei anche ricordare che lo chef in questo meraviglioso luogo che è proprio il Pupi a Bagheria realizza, che poi appunto la sua azienda, lui lì potrà dare accoglienza a tutti i visitatori, non solo della Sicilia, ma appunto tutti i visitatori che verranno a conoscere questo meraviglioso personaggio, perché mi permetto anche di dire, chef, che lei è anche un po' in questo suo modo di raccontare è anche un po' un personaggio particolare. Devo dire che la caratterizzazione è anche un aspetto sicuramente fondamentale, no? Il nostro modo di essere unici, un po' come le opere d'arte, quindi io in questo ripeto grande simpatia e soprattutto volevo Ma io ringraziarla. scusami, Larissa, non mi Sì. sento un'opera d'arte, io sono, dico, ripeto a dire, noi siamo cuochi. Nel periodo di lockdown non mi ricordo di aver sentito qualche cuoco o chef che abbia salvato la vita. Siamo cuochi, noi diamo piacere, diamo un momento, 2 ore, 3 ore, chi ci viene a trovare, o l'evento, 2, 3, 4 ore, diamo piacere, ecco. Quindi io non mi sento di essere mi sento di fare il mio lavoro, lo faccio con amore, con passione, e per dare da parte della cucina, da parte delle ricette, degli ingredienti, un momento di piacere ai miei clienti. E quindi, insomma, dico, apprezzo le tue parole, però penso che noi siamo dei cuochi, facciamo il nostro lavoro perché
perché ci piace farlo, facciamo il nostro lavoro e lo facciamo in Sicilia, che fra altre cose molti a volte sai, ci sono state delle polemiche, fare veramente l'imprenditore, il cuoco in Sicilia è veramente difficile, perché ti ritrovi, però è quello che ci piace fare, è quello che ci piace fare, poi sai, tutto passa quando ti trovi una melenzana, ti trovi un pomodoro, il basilico col profumo, ecco, sono queste quelle cose che poi ti fanno un po' dimenticare. Penso che la Sicilia potrebbe dare molto di più se ci fosse, oltre agli imprenditori, oltre ai agricoltori, agli agenti, la gente addetta al turismo, se tutti facessero un gioco di squadra, parlo anche a livello politico, riusciremmo noi a portare questa isola, secondo me, nel tetto del mondo. Io penso che, guarda, manca quel poco, cioè manca di essere coscienti che tutti noi dobbiamo fare. Voi che comunicate, noi che comunichiamo attraverso il cibo, chi comunica attraverso l'arte, chi comunica attraverso, insomma, le scritture, tutti dobbiamo cercare di fare un lavoro di squadra, ecco. E quello è l'evento delle soste giuriste, cioè fare team, fare gruppo, che secondo me la Sicilia potrebbe portarsi veramente nel tetto del mondo. Ovviamente ancora c'è, magari può essere un po' duro, la classe politica che non riesce a partire o comunque abbiamo linguaggi diversi. Io vedo che a volte sono noi linguaggi chef, diversi. gli operatori turistici, insomma gli agricoltori, abbiamo linguaggi troppo diversi con la politica. Ovviamente l'imprenditore è veloce, l'operato turistico è veloce, la politica è lenta, quindi pensa che il loro lavoro possa dare una mano a noi. Ovviamente è veramente difficile, perché se poi noi pensiamo che da Ragusa per arrivare a Palermo arrivi prima a Mosca o a Londra, dico, queste sono le difficoltà della Sicilia. Io non voglio fare polemica, però penso che aggiungere al cibo siciliano, aggiungere alle ricette, aggiungere alla nostra sicilianità, dico io, ecco, aggiungere un po' di organizzazione, penso che il passo sarebbe brevissimo a diventare un'isola apprezzata, ce lo siamo, ancora più apprezzata e più visitata. Chef, sicuramente una cosa è certa, anche rispetto a quello che lei ha detto adesso, che facendo rete, cioè una Sicilia unita, può portare sicuramente maggiori risultati e slancio più forte. E poi è sempre quello che è il messaggio che stiamo cercando fortemente di dare, dicendo... Ma noi dobbiamo lavorare in questa direzione. Ecco, c'è voi, noi, produttori, agricoltori, chi fa formaggi, caseari, insomma, tutti dobbiamo cercare di fare rete e di dire: venite in Sicilia, veniteci a trovare quanto la Sicilia è bella. Quando il turista arriva qua da noi, ovviamente si rende conto delle nostre bellezze, al di là, dico, che comunque grande cibo, grande cucina, grande cultura, grande storia, insomma, c'è tutto. Abbiamo veramente tutto, e noi ancora di più dobbiamo mettere la nostra singolare forza per portare avanti questo progetto. Beh, chef, io volevo ringraziarla. Grazie a voi. Mi piace sempre, volevo ringraziare il mitico Francesco Caravello, purtroppo Ciccio non si sente il nostro chef. Francesco Caravello la ringrazia tantissimo, anche a nome Grazie anche a voi. Io compro siciliano, ma chef, mi perdoni, noi prima di dare voce, perché ci spostiamo nella città di Noto e con altri meravigliosi ospiti, ma noi finiamo sempre in un modo con i nostri ospiti. Chef Francesco Caravello. Assolutamente. Io compro siciliano. Compro siciliano, ci piace! Grazie al grande chef Tony Rococo, grazie Francesco Caravello, ci vediamo più tardi ad Aperitivo Social. Grazie a tutti voi, saluto a tutti. Viva la Sicilia, viva le eccellenze, forza, grazie. Ciao Ciccio, ci vediamo alle 18, Aperitivo Social, tutti puntuali. Te l'avevo detto che era il massimo dell'eccellenza, te l'avevo detto, perché lui è proprio... Ci piace! In carne ed ossa, ciao! Ci piace, ciao Francesco. Bene, la nostra meravigliosa puntata continua. Abbiamo lasciato Bagheria, ci spostiamo, andiamo verso Siracusa e arriviamo nella città di Noto. Beh, Noto è il primo dei comuni siciliani, è il quarto italiano per estensione di territorio. Capitale del barocco.
UNESCO dal 2002. Il suo centro storico è patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO. Nel XII secolo il geografo Muhammad al-Risi riportava testualmente queste parole: ad una giornata da Siracusa, Nutus, rocca delle più forti ed elevate città, è sicuramente la più bella. Vasta di aria, ricca di entrate, con i suoi mercati disposti in bell'ordine e i suoi palazzi torreggianti. La sua giurisdizione abbraccia vasto perimetro e il nobile è la sua provenienza. Siamo nella città di Noto. Signori, ad accoglierci il nostro primo ospite, artista, artigiano, imprenditore, Moro Design Store. Abbiamo Tonino Calabrese. Ecco qui Tonino Calabrese in collegamento. Buongiorno Tonino, benvenuto e ben trovato. Grazie, grazie intanto per l'invito e buongiorno a tutti coloro che seguono Io Compro Siciliano. Grazie, grazie. Senti, vedo sicuramente proprio attorno a te un angolo meraviglioso. Immagino che tu sia proprio all'interno del tuo Moro Design Store e io vorrei cominciare proprio da qui. Parliamo del tuo progetto artistico. Grazie. Sì, in effetti questo progetto nasce 3 anni fa, dopo ovviamente una vita personale e professionale passata un po' all'estero. L'idea al mio 40° anno di età è stata quella di ritornare nella nostra bella amata Sicilia. Come farlo e come reinventarsi? Ecco, l'idea è stata quella di, ovviamente con l'esperienza internazionale, di vedere un po' come si muovono culturalmente gli altri paesi. Quello che un po' mi faceva rabbia, mi rodeva un poco, è ma perché noi in Italia e soprattutto noi in Sicilia non riusciamo veramente a far conoscere tutto il bello che abbiamo, poi di regione in regione, ma ovviamente noi siamo di parte perché siamo siciliani e quindi l'idea è stata prendere un po' quello che è l'artigianato siciliano e quindi le ceramiche e quei simboli di ceramica come le teste di moro, come le pigne, come altri oggetti di arredo che noi abbiamo molto belli, renderli e proporli in una chiave moderna. Questo perché appunto diciamo che il nostro artigianato molto spesso rimane sempre un po' circoscritto nella nostra regione. Quindi l'idea è stata, prendendo spunto anche da artisti molto conosciuti, da Andy Warhol, da Keith Haring, Picasso, via di seguito, l'idea è stata quella di associare le due arti un po' e l'artigianato siciliano e presentare l'oggettistica della ceramica siciliana in una chiave un po' più contemporanea. Ecco, questa è stata l'idea. Senti, Tonino, mi piace quello che tu dicevi poc'anzi, sicuramente partire dalla tradizione con un taglio legato all'innovazione. E poi mi è piaciuto anche in una conversazione che proprio ieri abbiamo avuto su quella che era proprio la tua azienda. Tu mi dicevi, per me è importante che ogni oggetto racconti con la sua unicità, racconti con la sua anche imperfezione, racconti quell'arte che diventa poi il racconto di chi l'acquista. Cioè chi acquista un oggetto, un'opera, è sicuramente sa già di avere un racconto assolutamente personale di quell'opera. Esatto, in realtà l'artigianato è già, diciamo, un oggetto abbastanza unico, nel senso che essendo un manufatto è chiaro che l'imperfezione o comunque la copia dell'uno e dell'altro non ci sarà mai. L'idea qual è? E ti posso anche fare tantissimi esempi. Io ho dei clienti che
seppur alcuni oggetti hanno quel leggero difetto, sono i più apprezzati perché rendono unico proprio quell'oggetto e gli dà anche un certo tipo di valore. Quindi questa è la parte, diciamo, bella dell'artigianato e soprattutto delle ceramiche. Tonino, noi ci fermiamo un attimino perché siamo sempre nella meravigliosa città di Noto, questa città splendida, direi veramente splendida, ma vorrei partire da una frase che tu poc'anzi hai detto, la tradizione e l'innovazione. Io mi sposterei a questo punto nella pasticceria dolce barocco, perché ad attenderci c'è Giovanni Tardonato. Giovanni Tardonato, eccolo qui, buongiorno. Ciao, Giovanni, buongiorno. Benvenuto e ben trovato. Grazie a voi per l'ospitalità intanto. Grazie. Allora, io partirei da una frase che poc'anzi Tonino Calabrese ha detto, Giovanni, e poi naturalmente ci racconterà dell'attività della pasticceria dolce barocco. Quest'anno tra l'altro sono quasi 10 anni, giusto? A dicembre, sì. A dicembre compiamo 10 anni di attività, quindi forza, andiamo, partiamo. Ma Giovanni Tardonato diceva poc'anzi, Tonino Calabrese, è importante la tradizione anche con quel tocco di innovazione. Mi sembra che questa è una cosa che lei ha fatto in pasticceria da lei. Infatti mi collego al concetto di Tonino, tradizione e innovazione. Noi ci piace sicuramente mantenere la tradizione con un determinato biscotto fatto con marmellate che curiamo noi, dalla frutta fino alla realizzazione. Quello che più ci rappresenta sicuramente è il pasticciotto, che è un biscotto con marmellata di cedro e arancia, seguito poi da una serie di biscotti fatti con marmellata di limoni, marmellata di mandarini, marmellata di zucca con foglie di basilico, marmellata di arancia amare con gocce di cioccolato, senza tralasciare naturalmente la pasta di mandorla che ci rappresenta in generale per quanto riguarda la Sicilia, ecco. Poi naturalmente coadiuvato dal mio staff, per non dire da mia moglie e anche da mio figlio, che ha seguito questa passione, perché la pasticceria oltre a essere un lavoro è anche passione. Anche lui ha portato una ventata, diciamo, di novità. L'anno scorso, all'inizio dell'anno, ha fatto una scuola, la Castalimenti, poi ha fatto lo stagista in una pasticceria a Marchirolo. Quindi spetta a lui portare un po' di novità e un po' di aria fresca, ecco, se vedete questo termine, ecco. Assolutamente sì, tra l'altro devo dire anche il fatto che si facciano esperienze, portare poi le esperienze a casa propria, questo l'abbiamo visto, lo sentiamo spesso, no? Anche prima poc'anzi Tonino Calabrese lo diceva anche lo chef ad apertura Tonino Cocco, è importante proprio fare esperienze per poi riportarle qua da noi, perché questo è un grande valore aggiunto. Ma io a questo punto farei entrare adesso gli altri nostri ospiti, perché così fra poco ritorniamo nuovamente a Tonino. Giovanni Tardonato, ci dicevi però una cosa, questo pasticciotto che ci parlavi poc'anzi sì, è realizzato tutte con materie prime, diciamo sempre qualità, e tra l'altro tutto realizzato da voi, giusto? È una cosa che tu avevi realizzato da noi, ripeto, dalla marmellata di cedro e arancia che andiamo a preparare quando naturalmente il frutto è nella sua maturità. Il pasticciotto, questo qua, che il pasticciotto nostro si potrebbe confondere con il pasticciotto pugliese, perché anche in Puglia hanno il pasticciotto, che è un biscotto che li contraddistingue. Però non lo so come si è venuto a creare questo nome così. Quello là pugliese con una crema è fatta, cioè è tutt'altra cosa, ecco. Quindi il nostro invece appunto con marmellata di cedro e arancia rappresenta poi i nostri prodotti del territorio. Allora fermiamoci un attimo, andiamo dagli altri nostri ospiti.
Noi abbiamo a Noto un baretto, si chiama Sicily. Ad attenderci c'è Natalia Lucenti, titolare del bar, ma con lei anche Ada Merlato. Buongiorno, benvenute e bentrovate. Grazie. Ecco qua. Siamo felici di avervi e mi piacerebbe allora, Natalia Lucenti è titolare insieme ad Angelo di Sicily, ma Ada Merlato è legata sia per collaborazione professionale ma anche per affetto, perché in realtà è la cognata, è legata a Natalia. Lei in realtà, Ada, è collaboratrice ma è anche responsabile Confartigianato del territorio proprio per quello che riguarda il servizio alle imprese. Io partirei però con un primo passaggio. Il bar sappiamo essere, come dire, il primo momento di incontro con le città. Il visitatore arriva in una città, la prima cosa è ristorarsi, per cui un caffè, dell'acqua, quindi diciamo questo caffè diventa il primo step per conoscere la gente del luogo. E allora dico, se è vero che questo diventa il primo step dell'accoglienza, ma Natalia, vogliamo parlare di questo approccio d'accoglienza immediato nella città di Noto? Sì, allora per noi il semplice caffè non diventa solo il caffè che tu puoi trovare ovunque. Per noi il caffè diventa il primo incontro che fa il turista quando viene a visitare Noto, e quindi dall'accoglienza che riceve si ricorderà anche la città, oltre alle sue bellezze storiche e i suoi, diciamo, prodotti tipici, se lo ricorderà per il modo in cui viene trattato, per farlo sentire a casa, perché per noi il cliente non è solo di passaggio, il cliente si deve sentire a casa quando viene nel nostro bar, si deve ricordare di noi sempre. Infatti con i nostri clienti poi si instaura un rapporto di familiarità, di amicizia, di conoscenza al di là di tutto, quindi deve essere il momento per iniziare qualcosa di più importante, di semplice. L'accoglienza, quindi l'accoglienza diventa fondamentale per un territorio, quindi mostriamo naturalmente le nostre eccellenze, i nostri prodotti caratteristici che ci raccontano la nostra arte, ma chiaramente partiamo proprio dal primo passaggio, che è l'abbraccio che diamo ai nostri viaggiatori. Io vorrei anche approfittarne della presenza di Ada Merlato, responsabile Confartigianato del territorio per il servizio alle imprese, per parlare un po' di quello che è proprio anche un po' il momento contingente. Cosa accade in questo periodo, Ada Merlato? Allora, intanto ti ringrazio dell'opportunità che mi dai di confrontarmi con clienti che sono comunque amici. Saluto Tonino, saluto Giovanni, oltre ad essere, diciamo, partner, perché comunque ormai per oltre 10 anni mi occupo di servizio alle imprese, affrontiamo le difficoltà insieme, confrontiamo e troviamo delle soluzioni. Dicevi prima che sì, io mi occupo di servizi alle imprese. Come sai, questo non è sicuramente stato un periodo facile per nessuno, ma noi in Sicilia abbiamo delle grandi qualità, abbiamo la capacità di adattarci, abbiamo la capacità di esistere, e abbiamo anche di reinventarci. Quindi quello che è accaduto in questi mesi, dove le aziende sono state chiuse e chiaramente hanno patito importanti perdite, è stato quello di insieme a loro valutare come fare venire questa riforma. Nonostante le difficoltà, le comunicazioni corrette, sbagliate, gli avvenimenti, le paure, perché è chiaro che un'azienda si trova a aprire, si confronta con un ambiente che è diverso da quello che ha lasciato, no? L'abbiamo vissuto in più persone insieme a Natalia, no? Come faremo, come ci dobbiamo comportare, come saranno visti in questa della persona. Quello che io dico
positivo è che il siciliano, ecco perché ho portato volentieri questo libro, da siciliana io sono molto orgogliosa di rappresentare questa regione, perché abbiamo veramente una quantità tale di bellezza, una quantità tale di prodotti, che l'unica cosa che dobbiamo fare noi come imprenditori è quello di raccontare da dove veniamo, di raccontare quello che abbiamo. Semplicemente, è vero, tu vieni a prendere il caffè, ma se tu racconti quel caffè da come nasce, la scelta che abbiamo fatto per acquistare quel caffè non nasce, che è una scelta del territorio. Se noi raccontiamo del perché usiamo certi prodotti, e quindi non si porterà via delle scelte della e quindi si porterà via un ricordo, un'emozione. Un ricordo, È quello che per sempre agli suoi luoghi. Ecco perché io dico che sì, quest'anno per le imprese sarà un anno particolare, sarà un anno diverso, no? Ci confrontiamo con questa realtà, con altri strumenti probabilmente, ma questo non significa che non ne verremo fuori. Ada, noi ci fermiamo un attimino qui, quindi sarà una nuova ripartenza, sarà sicuramente un periodo nuovo, risolleviamo, ci reinventiamo, ci modifichiamo là dove è possibile, ma mi sembra di comprendere anche un po' rispetto a quello che è il saluto che avete fatto ognuno nei confronti di chi si aggiungeva a questa conversazione, e torno da Tonino Calabrese, Moro Design Store. Tonino, mi sembra di comprendere che una parola che viene fuori spesso è una delle parole chiave di Io Compro Siciliano, è una parola chiave, lo stiamo vedendo perché lo viviamo, ma devo dire, per quello che appartiene un po' anche al percorso tuo legato a tante esperienze internazionali, quanto è importante far rete? È importantissimo perché, come giustamente prima diceva anche Ada, è importante perché fa gruppo, è anche prestigioso far gruppo, far rete, perché, come diceva Ada prima, giustamente, tutto quello che quando si fa rete ognuno dà la propria competenza, no? Chi è più portato per una cosa, chi è più portato per altre. Questo fa sì che dai l'impressione, comunque restituisci al cliente potenziale o no, un po' quella che è la nostra storia. Sì. Quella che è la nostra storia, quello che è il nostro prodotto, quello che è il nostro savoir-faire, quello che ci identifica storicamente. E noi siamo storicamente internazionali da sempre, perché con tutte le dominazioni che abbiamo avuto, chiaramente siamo portati anche da questo tipo di internazionalità. Ecco, per quanto mi riguarda, l'internazionalità me lo confermano i clienti, cioè i clienti che vengono, i turisti che vengono a Noto, che vengono a visitare Noto, come la Sicilia, comprano e acquistano da noi e poi ricomprano quando ritornano nel loro paese. Quindi vuol dire che questo vuol dire che tu gli hai lasciato qualcosa, gli hai lasciato veramente un po' un imprinting nostra che ti porta a continuare alla ricerca del prodotto siciliano. E quindi confermiamo che sicuramente è la scelta giusta, è la scelta che dà forza. Io volevo innanzitutto, prima di passare a Giovanni, dire a tutti gli amici che ci stanno seguendo oggi, vi chiedo scusa, potrò leggere soltanto in parte i messaggi che avete scritto durante la diretta, perché purtroppo posso visualizzare solo alcuni dei messaggi, quindi chiedo scusa agli amici che ci stanno seguendo, leggerò solo in parte perché questi ho la possibilità di leggere. Allora, ci scrive John Blandi da New York. Ciao John, John è siciliano, vive a New York e segue con grande attenzione Io Compro Siciliano, anche perché lui da siciliano a New York compra siciliano e quindi è fondamentale. Abbiamo Viaggiando
in camper scrive: noi viaggiamo in camper in giro per l'Italia, fiere del settore, a raccontare la Sicilia in tutti i suoi aspetti. Grazie, siamo felici di questo. Valentina Cirillo, Alessandra Bonafede, Alessio Carmen Bertolo, Giovanni, grande persona. Quindi arrivano anche messaggi per voi, c'erano anche i saluti di Salvorenda, Chiara Sevita e Davide Morici che salutavano anche lo chef ad apertura, ma solo ora visualizzo. Mimma Spallina, siete fantastici. Rivedo nuovamente Natalia e passiamo praticamente al passaggio. Allora Giovanni, come riaffrontiamo questo periodo? Come ripartiamo? Siamo pronti? Sicuramente è stato un periodo difficile e forse lo sarà ancora, però come si dice in gergo ci dobbiamo rimboccare le maniche e dobbiamo ripartire. Noi abbiamo tanta fiducia, i clienti da qualche giorno che abbiamo riaperto ci hanno dimostrato fiducia, molti ci aspettavano e questo ci fa piacere, non solo da un punto di vista economico, ma anche, che sicuramente conta, ma anche da un punto di vista affettivo, ecco, perché quando sei dietro al bancone, quando sei a contatto con i clienti, poi si viene a instaurare un rapporto, come è giusto che sia forse. Quindi noi abbiamo tanta forza di ricominciare e speriamo che i nostri clienti ci seguano, ecco, no? Assolutamente sì. Salutiamo. Sì, Giovanni. Sì. Vi volevo fare vedere solamente una fase della lavorazione del pasticciotto che parlavamo prima. Certo. Vicini, insomma, ci viene un pochettino male. Ecco, questo è il pasticciotto di cui parlavamo prima. Ancora deve essere infornato e meraviglia, sarà consumato, ecco. Meraviglia, ma noi a questo punto, visto tra l'altro che tu adesso, come dire, hai sollecitato anche un pochettino il nostro palato, poi dico Noto è una città meravigliosa, dobbiamo venire assolutamente a Noto anche per non solo vedere le meravigliose opere di Tonino Calabrese. Scusa, prendiamo il caffè da Natalia e poi veniamo subito a mangiare il pasticciotto da te. Cioè, noi abbiamo già la nostra giornata pronta, cioè adesso ci organizziamo e dobbiamo assolutamente farlo. Ada e Natalia, ripartiamo più forte di prima. Sì, assolutamente sì. Noi non ci siamo lasciati abbattere dal periodo che abbiamo attraversato, siamo rimasti sempre in contatto con i nostri clienti che ci hanno aspettato e che appena abbiamo riaperto sono è possibile, però dobbiamo anche dire che l'imprenditore ha sfruttato questo periodo per comportarsi, è un po' quello che accadeva con l'Italia, cioè quando ci sentivamo chiamare al telefono, il nostro commentiere, cosa vi fare? Come ci lo organizziamo? Come possiamo migliorare? Ada e Natalia, noi purtroppo non sentiamo bene, le voci arrivano molto male, quindi riusciamo a sentire solo in parte quello che dite. Quindi però sicuramente sono riuscita a cogliere l'entusiasmo sia di Natalia che di Ada, perché siamo pronti a ripartire più forti di prima, su questo non ci sono assolutamente dubbi. Bene signori, io volevo ringraziarvi perché ci avete permesso di poter visitare le vostre aziende, i vostri locali, ci avete raccontato parte di voi, abbiamo conosciuto una città meravigliosa che è Noto. Volevo ringraziare tutti coloro che sono intervenuti alla puntata, abbiamo aperto con lo chef Tonino Coco, con Francesco Caravello, abbiamo avuto il grande Tonino Calabrese, abbiamo Giovanni Tardonato e poi Natalia Lucenti, salutiamo anche Angelo, Ada Merlato. Noi però dobbiamo, prima di chiudere questo appuntamento, fare quello che facciamo sempre. Vale a dire, signori, vi dispiacerebbe avvicinarvi alle camere? Avvicinatevi, venite avanti, Giovanni viene avanti, Tonino. Noi chiudiamo i nostri appuntamenti così. Io compro siciliano, ci piace!
Più forti di prima, forza ragazzi, viva la Sicilia, viva noi. Grazie. Io compro siciliano, Sì, sempre.